Una zona di passaggio pedonale o, bene che vada, un'area nella quale portare il proprio amico quattro zampe per fargli fare una sgambettata. Ecco come appare a quasi 6 anni e mezzo dall'inaugurazione una parte del Parco della Musica di Cagliari, l'Arena Giusy De Vinu, uno spiazzo bianco e nei fatti totalmente abbandonato. Non sono mai partite le attività culturali, ci sono 4,7 milioni di euro messi a correre dalla regione, però nei fatti qui ancora tutto tace. E sullo sfondo anche la questione dei 364 parcheggi mai aperti che si trovano sotto quest'area, in un rione come quello di San Benedetto che ha molta fame di stalli. C'è anche chi ha trovato un giaciglio di fortuna, come si vede dalle immagini nell'articolo in allegato a questo servizio, per poter cercare di ripararsi. Intanto ancora tutto fermo e dal comune nessuna novità.